l'uccello in chiesa. Era d'agosto e un po' un uccelletto, ferito dalla fionda di un maschietto, andò per riposare dall'offesa sulla finestra aperta d'una chiesa. Dalle tendine del confessionale il parroco intravide l'animale, ma pressato dal ministero urgente rimase intento a confessare la gente. Mentre in ginocchio alcuni e altri a sedere dicevano i fedeli le preghiere, una donna, notato l'uccelletto, lo prese al caldo e se lo mise al petto. All'un tratto un cinguettio ruppe il silenzio. Il prete a quel rumore il ruolo abbandonò di confessore e scuro in viso peggio della pece s'arrampicò sul pulpito e poi fece: fratelli, chi ha l'uccello per favore esca fuori dal tempio del Signore. I maschi, un po' stupiti a tal parole, lenti si accinsero ad alzar le suole. Ma il prete a quell'errore madornale: fermi, gridò, mi sono espresso male, rientrate tutti e statemi a sentire. Solo chi ha preso l'uccello deve uscire. A testa bassa, la corona in mano, 100 donne s'alzarono pian piano. E mentre se ne andavano, ecco allora che il parroco strillò di nuovo: sbagliate ancora, rientrate tutte quante, figlie amate, che io non volevo dire quel che pensate. Ecco, quel che ho detto torno a dire: solo chi ha preso l'uccello deve uscire. Ma attenzione, mi rivolgo, non ci sia sorpresa, soltanto a chi l'uccello lo ha preso in chiesa. Finì la frase, nello stesso istante le monache s'alzarono tutte quante e con il volto pieno di rossore lasciavano la casa del Signore. «Oh Santa Vergine!» esclamò il buon prete, «fatemi la grazia se potete, ma senza far rumore, si alzi soltanto chi ha l'uccello in mano». Una ragazza che col fidanzato s'era appartata in un angolo, sommessa, mormorò col viso smorto: «Che ti dicevo? Hai visto, se n'è accorto?» Grazie.